Eccoci qui con la spesa al Famila. Questa volta volevo farvi un video a parte perché volevo provare a dirvi anche i prezzi. Dove non ci sono scritte nelle confezioni ve li scrivo in sovraimpressione mentre faccio scorrere i prodotti, per cui vediamo se ci riesco. Comunque in totale ci ho dato 103 euro. Questo è lo scontrino, eccolo qui il totale. Adesso spero che lo inquadri, di 103, qui è scritto più grande, 103 euro e 69 centesimi. Allora iniziamo con la Coca-Cola zero zuccheri. Qui ne ho prese 6 confezioni. Poi ho preso l'olio di arachidi, questo qui della Sacra, che è quello che uso di solito. Qui ci sono 2 confezioni di Brio Blu, l'acqua della Rocchetta, quella leggermente frizzante. Ho ripreso questa torta brownie di sapori e piaceri, che ho scoperto che è fatto anche qui nelle mie vicinanze, è fatto a Bassano del Grappa, che da me dista più o meno una quarantina di minuti in auto. Ho preso dei gelati, il Maxi Bon, il Cookie, che sono del marchio Nestlé, che è quello che mi piace di più, e ho preso anche i Magnum Mini Dabbler al lampone, questi qui che vedo che vengono mangiati volentieri, per cui li ho presi. Poi ho preso il tutto panno carta, questo qui, visto che era l'ultima confezione ho preso anche una confezione di scotonelle. E adesso iniziamo qui con il sacchetto più grande. Allora ho preso le uova, queste qui di questo marchio Biologiche, l'uovo, non vedo nessun altro marchio scritto. Le mozzarelle del marchio La Perla del Mediterraneo. Ho preso i bocconcini, che sono quelle di bufala, campana, e sono quelle che mi piacciono di più. Beh, qui sono bollini che mi ha dato e devo ancora capirci a cosa servono. Ho ripreso le ciambelline con gocce di cioccolato di Matilde Vicenzi, perché le ho già assaggiate e mi sono veramente piaciute. Sono belle, friabili al punto giusto, buone buone. Qui uno stracchino del marchio Granarolo con meno 30% di sale, meno 50% di grassi. Vediamo com'è. Le conserve della nonna, ho preso questo misto con l'intento di fare tipo un'insalata di riso. Non so se l'idea sia sbagliata, comunque l'ho preso per questo motivo. Poi ho preso una confezione del Brie, c'erano di 2 marchi e ho deciso di prendere questo Paysan Breton e non l'ho mai assaggiato, per cui non saprei dirvi se è buono oppure no. Come sottilette questa volta ho provato a prendere fette alpine, latte piemontese da filiera in Alpi. Mai assaggiate queste fette, io le chiamo sempre sottilette, comunque da assaggiare, vedremo se sono buone. Restando in casa Matilde Vicenzi, ho preso questi bocconcini con crema al latte, snack fragrante, pasta sfoglia ripiena. Poi passiamo al pranzo per domani a mezzogiorno. Questo qui l'ho preso perché sono andata a fare la spesa di pomeriggio, per cui l'ho preso per domani a mezzogiorno, visto che per questa sera poi sotto vi faccio vedere che ho preso dell'altro. Allora ho preso l'insalata di farro per 3 euro e 28 centesimi, sono 476 grammi. È l'insalata di farro vegetariana. Ho preso la mortadella IGP di Bologna e anche questa
questa qui non c'è scritto il prezzo, comunque come vi avevo detto ve lo faccio passare in sovraimpressione, visto che tengo lo scontrino spero di non perdermi durante l'edit. Comunque ho preso la mortadella, ho preso la porchetta trevigiana e sono giuste 3 fette se non erro a vedere, il prosciutto cotto, questo qui tagliato a fette che l'ho già assaggiato diverse volte ed è buono. Poi ho preso il San Daniele e anche questo qui già assaggiato e so che è buono. Poi ho preso questi biscotti di questo marchio, allora Crumbly, ho preso questi qui che sono dei pasticcini, pasticcino delicato con mandorle. Questi invece è la prima volta che li prendo e sono pasticcini meringato ripieno di crema al cioccolato, in fatto di cioccolata. Ho preso anche queste due della Lindt Essence, limone con un tocco di zenzero e uno all'arancia. E per di sapori ho provato a prendere anche questo cioccolato fondente extra con scorza di arancia al cacao minimo 52%, vediamo se, non lo so, mai assaggiato. E poi ho preso una confezione di zucchero, questa qui dell'isola di Maurizio, Tropicana, comunque è zucchero di canna grezzo. In tema di prosciutto ho preso anche questo qui, Fratelli Berretta, che è tutto un pezzo, perché volevo fare quadrettini e fare i piselli con la non mi viene il nome, con la cipolla. Volevo fare cipolle, quelle fresche che ci sono adesso, volevo fare cipolla, piselli e prosciutto. Un limi, ne ho preso uno solo. Poi della Fuzzy Tea ho preso 2 confezioni di tè verde ai mirtilli, ne ho presa una e qui ce n'è un'altra. Poi in fatto di tè della Selex ho preso tè alla pesca, ne ho preso 1 e 2 anche di questo. Qui c'è l'orange soda e ne ho prese 6 confezioni. In tema di Fuzzy Tea ho preso anche pesca con una nota di rosa, questo qui ne ho preso 1 e 2 e questa sarebbe la cena più o meno per questa sera o domani sera. Beh, qui sotto c'è anche un affettato. Allora ho preso il punta d'anca all'inglese, che sarebbe tipo roast beef, 1,38 € per 3,71 €3,71 €. Poi costine, ho preso le costicine per questa sera, ne ho prese 5 per 4,53 € e qui ho preso 4 salsicce per 2 € ed ecco tutta la mia spesa che ho fatto questo pomeriggio. Ok, adesso la metto via, spero di riuscire a mettervi i prezzi così li trovate. E io intanto per questo svuota la spesa vi saluto, ciao!